al pentalposto. Ecco, arrivo. Ciao, Franchina. No, ma è mai possibile che ti non piete le ciao e che sia sempre obbligato a cura per duertete la porta? Ti, a parte il fatto che ciao un belesina in massul e con lì ve le sempre tanguti. Cerca non da usare tanto la voce perché arrivo non dal tabarangmi, arrivo da rischi. Quindi fammi il piacere, crianen, perché almeno qua e vai stemne tranquillo. Mi se lo sa snan e fas 8 ore al dì, 8 ore, quindi quando arrivo qua e lei tutti i diritti dripuseme. Oh, per le capire, le tornai il soldato in guerra. Ma che credete di essere reduce? Tutti gli uomini travagliano, eh? Sì, tutti gli uomini travagliano, ma non tutti gli uomini hanno la fortuna di avere una femmina come te. Ma cosa che ti vuole insinuare con lui lì? Cosa che ti vuole dire, eh? Ma parla, avanti. Alla via ragione, mia mamina, quando diceva che amariete te e l'avrei fatta un contratto da povero. Ciam la mamina con la specie di guardaroba con le varie cose. No. E poi a proposito del contratto da povero, se con te, chi l'avrei mariato, desimlo, ma chi credesse te, la Fiat Ramsete II, magari se te lo fece, guarda. Per via di soldi, No, guarda, non per via di soldi, per via che se ti fosse stata la Fiat Ramsete II, almeno adesso sarebbe orfana, invece tua madre purtroppo ha scioppa salute. E adesso, guarda, molme per piacere e lascia che distenda ni deina. No. Come no, no? No? A la poltrona? No. Come no? Siete proprio nemme, Carlo Luis. Sì? Piana cadrega e che n'abbia pro. Ma figuronse, con l'oncan custo ste poltrone, hai mancherei ancora che te la sai se te insieme. Va bene. Vuol dire che andrai a settemana in cucina? No, in Come cucina no. Neanche. E su anche a me che è pronto da mangiare, quindi e vai a tipe. Te, ma pretende la spacca che vada in tal ces, no? Aspetta dritto e entri l'entrata. Come dritto? E non con le scarpe. Senza scarpe? Non con le scarpe, butta i Ma patti. figurati i patti. Possibile che ti vada neanche per terra ieri sera, insomma là. Ma che crede? Che mi tenga la come un bonbon per farla distruggere da un trapias come te? Trapias? Sì, però strapiasa ti fa comoda te quando capisca la busta tutti i mesi. Per le capi. Per capire, signor. Ma come che t'andessi milioni a pala? Ma con le 3 lire che t'amporti a qua. Se fosse neanche me, a te quadrai conto da metà del mese in poi e andrei a mangiare davanti alle caserme e te lo dico me car Garibaldi. Anche Garibaldi. Se penso che dovevi sposare un ragioniere. Vedi, lo sai, che lei rinuncia per te. Contro la giusta, Kinga. Alle neanche ti l'abbia rinunziato. Alle proprie che è là che da buon ragioniere la rasunaie bene insieme e poi alla data il blu. E per me tu hai tenuto che la via già anche conosci mia mamina. Ecco, brava, una ragione a te per arruolesse volontari ante la legione straniera. La senna, lui, la senna. Allora? Oh, metti, e sti bastarda cigarette. Anche coi Ma cigarette. ti vai una posta a corte da presto per pulire che passa. Sì. Ma guarda, insieme a tutto il resto, accesa anche desordine. Anche. Per esempio, e sai che la sai causate quando ti è scambiato. Due lei la sai, ricordo Pinani. Ricordo Pinani. Pinani. A tu dio mio allora. E te la sai in tal bagno. E in due di via la 6 e se contenta al frego. Ma io la lavatrice per la roba sporca, ma te snem buon. Tua robassa a campela l'indrenta. Ma mincher dia che con l'oncole custane la lavatrice fissa come le poltrone che la tenai su ma per fe bella figura. Fanno tanta spiritosa e puntai tenente a muraia. Con sta già casa sporca ti ammaccia la tapisseria. Date nande, Luis, date nande, indoma. Da proprio nande, Arda, l'has ragione. Zasco fasi la picco, mid molu. E due ve l'hanno detto. Sai mendo. Ma torna andare, Luis. No. Guaiatine, No. Due che vade. E vada in piola, va bene? Almeno lì, su patula senner per terra, più una patin in setton due vei, e zura tut, e tasciai rupinanti. A tas mia poca, tas mia. No, mi sa fissa nem per la busta, allora? E l'avrei già ammassata. Guarda, va. Fate pena in vede a mia ca. Te, bel ratui, fin a prova contraria a nostra ca.
ogni promessa è debito e con la serie Blöva assungono camminare le sorprese. La nostra famiglia le ingrandisce con la partecipazione a Vilma De Eusebio che l'ha interpretata con Gipo Farastino la parte della fumna disuma un pochettino barbotuna. La serie Blöva alle cula ad le novità e salvo 2 o 3 numeri fissi, gli altri a cambio tutte le volte, per poi magari ritornare. Faruma insomma in maniera che a nostra ca sia sempre nuova. Tanti a cui calan scrivine lettere un pochettino agrodolci saranno contenta delle novità e noi ringraziamo per le critiche che l'hanno permettune a conoscere i gusti a cui conseguo. E adesso lascio la parola a Mario Castagneri per la rubrica fissa I nostri cruci. Antun di centri sciistici per rinomare tutta l'Auto Italia alle succedute una disgrazia spaventosa. D'altronde tutti l'avrebbero potuto leggere la notizia in giornale, alle piedi fino all'albergo. E 15 persone, almeno fino adesso, sono morte e 36 altre sono ferite più o meno gravemente. Fino a questo momento la magistratura, la polizia e i carabinieri sono ancora non riusciti con esattezza a stabilire l'origine del disastro. Al dubbio che tratta di un attentato politico serpeggia però in tutti gli anni. Mi vorrei quasi escluderlo. E poi non credo che un essere umano possa arrivare a un punto tale di sfattismo vigliacco da ma 7 persone come che fai sciudrato. Però per mai disse, l'uomo, sto essere chiamato superiore, creato da Dio per la fratellanza e la bontà, è l'unica bestia sulla terra che mangia anche quando che le piange, che beva anche quando che le ciucca e che ammassa anche quando è in pericolo la sua esistenza. Intanto a Turin, dopo lo scandalo della clinica universitaria e di suoi professori, prima incriminati e poi andati stranamente assolti, non ho fatto alle noite a disturbare la fiducia della persona come Sdeu in tutta la struttura dell'organizzazione ospedaliera. Altri 34, no, e lei non capi male, lei proprio di 34, altri 34 dottorun e professorun della nostra città, che sono stati incriminati, cioè sono stati buttati la bagna, per aver fatto i suoi interessi trattenendo i soldi ricevuti dalle ditte farmaceutiche per prove di medicina nuova. Neanche a dirlo che questi medicinali provavano la pelle di poveri disgraziati a fidare le sue cure. Ma in questo mondo, e chi poteva ancora fidarsi? Quasi quasi è da pregare e muore da un colpo, almeno uno a soffrire e a fare da bestia per certi esperimenti a pagamento che ingrasso sempre ma quelli medesimi. Adesso, dal 700 arriva il dì d'anch'io, la vita le cambia come dal dì alla notte. Lo so, ma dal 700, tra guerre e epidemie, pochi ha potuto feconte dalle vette famiglie. Però, pensando bene, adesso le patate mei, con gli ospedali d'anch'io, le due diventano vei. La banda Eliana di Montbercé, in custodì, ha registrato tutta una serie di musiche Giorgio Lupica che ogni tanto è un farò mascotè. Ancamminuma sta smana con una pulca intitolata Dauphin, sì che in piemontese sarebbe poi delfina, né?
Stoppa è un dei più grandi attori italiani che Castagneri ha l'intervista per voi altri. Nel camerino del Teatro Alfieri siamo venuti ad intervistare il commezzor Paolo Stoppa per sapere da questo grande attore quali siano le sue impressioni su Torino come città, sui torinesi come persone e sul pubblico torinese. Le mie impressioni sul pubblico torinese risalgono a molto tempo fa. A Torino ho sempre avuto un'accoglienza dal pubblico piemontese e torinese eccezionale, per questo è una città che adoro, una città che in parte ha distrutto il neon. Pensi che cosa importante che è nella storia dell'uomo. Città piena di gusto, piena di fascino, piena di poesia, io adoro a Torino. Se si pensa che solamente l'episodio più piacevole della mia vita è che dopo essere stato cacciato da Milano per la rialda di Testori, cacciato da Milano, città civile, dal signor Spagnolo, io mi sono rifugiato a Torino, ho messo sul carro bugiardo e la prima del carro bugiardo l'ho fatta nel suo ambiente ideale, che era il Teatro Carignano, e alla prova generale eravamo in 4, 2 sul palcoscenico e 2 in platea. In platea c'erano Bernardelli e Guglielmino, in palcoscenico c'era Rino Morelli e Paolo Stoppa. Quindi questo per me è uno dei ricordi più piacevoli dell'accoglienza che ci fece Torino, fu di più di applausi di uscita che interminabile per farci perdonare l'affronto fatto da Milano. Quindi per me Torino è una delle città che adoro di più. E vorrei essere nato a Torino, se non fossi nato a Roma vorrei essere nato a Torino. Passeggiare via Roma, per via Lagrange, per le vecchie strade di Torino per me è una grande gioia, vedere le tote, ancora sempre tote, è sempre bello. Paolo Stoppa attore lo conosciamo tutti. Paolo Stoppa uomo un po' meno. Volevo conoscere un giudizio di Paolo Stoppa, per esempio sulla cucina piemontese. È l'ideale per me la cucina piemontese. Io purtroppo non posso mangiare a Torino perché io la mattina mangio poco e quindi il pasto regolare non lo faccio mai nei grandi ristoranti di Torino perché purtroppo chiudono alle mezzanotte. Ma quando sono venuto qui a fare la televisione, ho fatto i Buddenbrock, che sono stato a Torino più di 2 mesi, per me era una gioia. La cucina piemontese era la ricerca da dove vicino alla Francia e dove il mangiare è un'arte. L'arte culinaria, ma è un'arte sul serio, come lo scrittore, come il pittore, come il musicista, è un'arte e a Torino si coltiva questa arte come si coltiva in Francia. Un giudizio sui vini piemontesi, se lei me lo può dare. I piemontesi non hanno niente da evitare ai vini francesi e quindi sono i più buoni vini del mondo. Vuole attraverso queste onde così salutare i torinesi, come può salutarli Paolo Stoppa? Sarei a Torino, sarei a Tote, sarei a amici. Rensin a sta smana, alla dentro al suo amis Farinel. E a Svep cale nen am nuit perché si perga la via nen al capel. E allora Rensin, triste sul, alle consolasse con una canzone. Mi veppiamo mufrinotta, che venga dal mufra, che venda le castagne, che venda le castagne. Veppiamo mufrinotta, che venga dal mufra, che venda le castagne, belle caude brudata. Come bala vinchi la la, come bala vinchi la la, come bala vinchi la la, dal sufa cucchella, come bala vinchi la la, come bala vinchi la la, come bala vinchi la la, dal sufa. Caffettine, ricamate di seta nera, per andare passeggio la sera, per andare passeggio la sera. Caffettine, ricamate di seta rossa, per andare passeggio in carrozza, ed in cerca del tirabuzzu l'abbiamo trovato, ma ci manca la bottiglia, prenderemo la madre della figlia, tirabuzzu l'abbiamo trovato, ma ci manca la bottiglia, prenderemo la madre della figlia e la terra del cura, prenderemo la madre della figlia e la terra del cura. Porca miseria!
seria, ma la senti lo che a lì, lei butta i design, mia cante il conservatore, poi pensi che al si sbutta anche cante, ma mi sei là, sale possibile, ma giù me Beppe. Ma ecco quello che dice, mi lei sentito, dite la verità, come usa è proprio normal, ne ricorda tanto Caruso. Caruso? Sì, ma neanche quello che cantava, il mio Caruso, ma Caruso fuori. Ah, Caruso qui che lo senti? Sì, non Ah, te lo verrebbe vedi. ben vede. Come una cosa, Luisella, a me che sia anche mia mi fa un po' fastidio, perché al momento fate le scarpe e piete la piazza. Oh, Fuma dica una che- bella roba. Cantumi una mia tia, fuma a vedere che sono buona fe. Ecco, magari in coro. Guarda che fuma. E fuma, aspetta, fuma la stella papiscapè. Ecco, quella lì è bella. Ricorda quando ero un po' più giù che la cantavo. Quando ti Trubbia. era un po' più giù, ti? Sì, ecco, voleva di l'om, perdone, beh. diciamo perdone. Tacca, maestro. La sera va piscapè, la sera va pinderia, la treve pinenduman, la treve pinenduman, la sera va piscapè, la sera va pinderia, la treve pinenduman, no trapparia. Lancit puretta al nas, le gros come una voce, nanau su talmentu, lancit puretta al nas, le gros come una voce, nanau su talmentu, cai vanza cocia. La sera va piscapè, la sera va pinderia, la treve pinenduman, la treve pinenduman, la sera va piscapè, la sera va pinderia, la treve pinenduman, no trapparia. Le gambe fai terchet e il peca volto un drinta e quanca fa pipì, e quanca fa pipì. Le gambe fai terchet e il peca volto un drinta e quanca fa pipina fa una brinda. La sera va piscapè, la sera va pinderia, la treve pinenduman, la treve pinenduman, la sera va piscapè, la sera va pinderia, la treve pinenduman, no trapparia. A mangia come mbe, a bei come una vaca, la seire la mattina, la seire la mattina. A mangia come mbe, a bei come una vaca, la seire la mattina, sempre embriaca. La sera va piscapè, la sera va pinderia, la treve pinenduman, la treve pinenduman. La sera va piscapè, la sera va pinderia, la treve pinenduman, no trapparia. La sera va piscapè, la sera va pinderia, la treve pinenduman, la treve pinenduman. La sera va piscapè, la sera va pinderia, la treve pinenduman, no trapparia. Al piccolo coro dal Maffei, Alencaminca pronta nuperetta pericit, dal titolo Il paese dei campagnelli. Su mandaita trueie alle prove e adesso eu fuma scutè al final dal prim tempo.